Zanini Contemporary Gallery ospita fino al 31 marzo 2013 la personale di Teresa Noto, Simmetrie e sincronie, luce, materia, energia. Dallo scorso maggio abbiamo deciso di inaugurare questo nuovo spazio in cui ci troviamo in questo momento, che è Zanini Contemporary Gallery, e quindi un mercato dell'arte contemporanea. Teresa Noto, l'artista presente ora, era una dei nostri artisti presenti già nell'inaugurazione di maggio. A maggio abbiamo fatto una collettiva per aprire questo nuovo mondo dell'arte contemporanea e Teresa Noto era già uno dei nostri artisti. Date le splendide opere, dato il rapporto personale che si è creato con questo artista, abbiamo deciso che era d'obbligo dedicargli una mostra d'arte personale e così è inaugurato il 3 marzo scorso e proseguirà fino a fine mese questa esposizione di Teresa. Già presentata da Giorgio di Genova, Teresa Noto esprime nelle sue grandi opere il movimento e l'energia del cosmo, punto di arrivo in cui si manifesta la tensione interiore dell'artista. Qua metto in campo, diciamo, energia dipinta, quell'energia cosmica e di cui noi facciamo parte. La materia di base è il cemento bianco, e per la sua particolarità deve essere subito modellato, per cui il gesto deve essere molto veloce. Il percorso pittorico di Teresa Noto attraversa l'arte figurativa e la narrazione simbolica, per poi concentrarsi sulla materia e sulla ricerca della luce. Io ho iniziato a dipingere negli anni '80, allora usavo solo olio, semplicemente olio, sempre con quadri grandi. Le componenti fondamentali di questa pittura iniziale erano le figure che volteggiavano sempre libere. I miei maestri ideali erano Caravaggio e poi i maestri del Seicento. Poi la figura man mano si volatizza come per un effetto alchemico, che la materia si dissipa e rimane l'essenza. La mission di questo spazio contemporaneo è la medesima dell'arte antica, ossia grande qualità. Arte e bellezza al 100% e quindi oltre a esposizioni d'arte abbiamo deciso di diventare un vero e proprio centro culturale. Dallo scorso ottobre abbiamo indetto una rassegna letteraria dal titolo Caffè Letterario con il patrocinio del comune di San Benedetto Po per rendere questo spazio un centro fruibile a livello di arte tout court e quindi anche di incontri con autori, poeti e musicisti. Zanini Contemporary Gallery a San Benedetto Po in via Virgilio numero 7.